Freddato a colpi di pistola e abbandonato in una zona rurale di El Cantal, a Lorca, in Spagna, Giuliano Velo, 67enne padovano, ritenuto un ex affiliato alla Mala del Brenta, potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti legato al narcotraffico. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla Guardia Civile lo scorso martedì. Pochi minuti dopo, a 15 km di distanza, è stato rinvenuto un secondo cadavere di un marocchino con precedenti per traffico di droga, nascosto nel bagagliaio di una Peugeot bianca, sempre con ferite d'arma da fuoco. Giuliano Velo, originario di Fontaniva, viveva da qualche anno in Spagna in una casa di campagna dove coltivava mango. Nei primi anni 90 il suo nome venne legato all'ex Mala del Brenta e venne coinvolto in alcune indagini venete su droga e contrabbando. Nel 2011 fu arrestato in un'indagine che portò al sequestro di 2600 kg di marijuana e fu condannato a 8 anni di carcere. Nel 2017 venne fermato e poi rilasciato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giuseppe Nirta, esponente dell''ndrangheta ucciso a colpi di pistola nel sud della Spagna. Ora la polizia spagnola sospetta possa essere legata ad una rete di criminali operanti tra Veneto, Andalusia e Nord Africa.